Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola è ancora però dell'uni a se lori, o e ori anche. Sta parola qua, la che insomiglia all'italiano, loro, no? Però non... è roba interessante, perché quando che si dice il Veneto non si mina lingua perché tanto il 90, l'80% delle parole compagne all'italiano, non è mica vero. Perché il Veneto, anche a partire da un patrimonio comune, che non è quello dell'italiano, sai che il Veneto viene dall'italiano. È come dire, no, siccome che ve sommelier, tra fradei, uno dei due è il pare che altro. Ma no, bauco, è che abbiamo un pare in comune, che è il latino, piuttosto. Vabbè, ma sta qua se lo vedi non è questione linguistica, è questione logica, di ragionamento. Vabbè, anche perché il Veneto non può mica essere un derivato dell'italiano se l'italiano viene dal Toscano e il Toscano esisteva in parallelo col Veneto, di conseguenza. Semmai il Veneto, visto che l'italiano è il viene, non si mica il video di un comune importa, ma se viene sto perché forse è il momento di dirlo. Non si mica che l'italiano che il Veneto deriva dall'italiano, perché se l'italiano è più giovane e il viene fuori dal Toscano e se fradeo col Veneto, il Toscano, vuol dire che queste due lingue, il rapporto che c'è tra Veneto e italiano, è che il Veneto è sobarba sosio dell'italiano. Boh, perché l'è pindrio, e se l'italiano viene dal Toscano, e il Toscano è fradeo col Veneto, perché il pare in comune è il latino, insomma, mi pare che si capi capire. E ora, è ovvio che queste parole che sono praticamente compagne, ma ogni lingua la sernisce la sua strada. In tal caso del Veneto, quello che in italiano è loro, ok, a corrispondenza, adesso però arriviamo su una questione interessante, quello che è loro, in Veneto è egale andarsi concordare con il genere. Lori non si mia per femmine, lori è solo per i maschi, no? Per femmine che è lore. Perché i pronomi veneti che hanno una tendenza superiore rispetto, per esempio, all'italiano, a concordarsi in base, e dunque a spartirsi in base al mascolino e femminile. Difatti, per esempio, non so, l'italiano ha noi, invece il Veneto, che una volta che aveva nu, che sia la variante diciamo, più vecchia, originaria, però dopo che c'è per la strada, somigliante per esempio a spagnolo, dove che diciamo no altri o no altre, per dire mascolino o femminile. Manca sul V, vo altri, vo altre, no? Come in spagnolo, nosotros, vosotros, ecco. Bon, allora, quello che mi interessava anche farvi vedere è non solo che il Veneto ha la marcatura del genere, mascolino o femminile, ma anche che in realtà il vero pronome terza persona plurale in italiano è mia, loro, è essi. Quando che io impara i verbi essi oppure esse, ecco che vedi io su sto qua, anche l'italiano e ga sta differenza qua, differenza del genere. Ma questo è il vero, sto qua è il vero pronome soggetto per l'italiano, perché sto qua è solo il pronome oietto. E ora si vorrebbe dire oietto o comunque pronome obliquo, quindi complemento. Allora, si cavaria da dire essi vanno con loro o esse vanno con loro. Ma non si può dire loro vanno con essi perché il soggetto è sempre sto qua. Invece in Veneto, siccome che in Veneto i pronomi accusativi, i pronomi complemento, diventare il soggetto, che ne parleremo un mercoledì, da nuovo, di questa roba qua che è veramente interessante, sta marcatura qua che ha fatto sì che per il Veneto, sto qua può essere sia pronome soggetto, loro ise, loro le va, ma anche pronome oietto o complemento. Di conseguenza, vedi, la parola somiglia a essere la stessa a colpo di occhio. Tutti i professori di italiano diranno, vedete l'italiano usa la stessa parola del Veneto, allora il Veneto si deriva dall'italiano. Baiotte de musso. In realtà, vedi che se mi do per la stessa roba per una funzione differente, vuol dire che so un altro, so di fare una lingua differente. Ecco. Ogni lingua può ciappare robe che tutti quanti dopera normalmente e farlo diventare, dare una sua funzione specifica per il Veneto. Il Veneto, il pronome lo dopera così, l'italiano in sta maniera qua. Se ve par poco. Boh, tu sì anche poco che abbiamo fatto. Ah sì, 40 ancora, sì? Sì. Così, grazie dell'ascolto, se vedremo domani con la nostra maratona veneta. Ciao.